Purtroppo oggi è una brutta pagina per la città di Chioggia in quanto è stata praticamente chiusa la Motonautica Nordio. È una storica attività che operava da oltre 55 anni sul canale Lombardo Interno. È una storia molto complicata che non si può sintetizzare, diciamo, con poche parole. In estrema sintesi, i magazzini del sale, che sono, diciamo, demaniali, erano, diciamo, la sede di questa attività nautica dei fratelli Nordio. Prima c'era il padre e loro hanno sempre operato, diciamo, prima inizialmente con un contratto, diciamo, di affitto e poi avrebbero dovuto avere la concessione da parte del demanio. Nel frattempo però, per tutta una serie di difficoltà, il demanio a un certo punto ha chiesto i locali indietro, anche perché una parte di questi capannoni, che però non sono più occupati dalla Motonautica Nordio, sono praticamente fatiscenti, come potete vedere dalle immagini, e ha chiesto insomma, che siano liberati. Non c'è solo la Mutuantica Nordio, ma c'è anche un'officina De Guarini, ma mentre l'officina De Guarini è, diciamo così, occupata da due fratelli ottantenni che insomma si occupano così un po' ormai come hobby, e lì nella Mutuantica Nordio ci sono praticamente cinque famiglie, due fratelli che ci lavorano, Pierluigi e Umberto, e più tre dipendenti che mantengono le loro famiglie con quell'attività. C'è un ricorso al Consiglio di Stato che scade il giorno 20 e si vedrà poi come andrà a finire. È una pagina triste perché insomma con questo non è che vogliamo dare ragioni alla Motonautica Nordio e dare contro a qualcuno. Ripetiamo, è una situazione molto molto complicata, non è facile da spiegare in poche parole. E, tutto quello che possiamo dire nel testo poi scriveremo con più precisione tutta una serie di passaggi che sono stati. Certo che è brutto che ci sia stato un intervento senza colpo ferire di numerose forze dell'ordine questa mattina per questa vicenda che diciamo a volte o per motivi burocratici o per tutta una serie di motivi praticamente alla fine della fiera un'attività che c'era da tantissimi anni oggi ha chiuso. Vedremo sviluppi futuri.